Possibile che quello che succede agli altri, gli altri incidenti mortali, non serva da lezione a nessuno e si ripete la strage, si ripete di continuo. Questo è il tenore di tanti commenti che si susseguono sulla pagina Facebook di Chioggia Azzurra dopo la pubblicazione dell'ennesimo sinistro mortale, il terzo in 2 settimane, avvenuto sulle strade del nostro territorio. La vittima di turno si chiamava Riccardo Ranzato, 31 anni, un fratello più giovane, il padre ha un'attività artigianale in strada Madonna Marina. La dinamica è al vaglio della polizia locale, avvisata dallo stesso sindaco Mauro Armelao alle 3:30 del mattino, mentre seguiva i lavori di manutenzione straordinaria del ponte girevole di Canale San Domenico. Verso le 3:40, 3:45 abbiamo sentito un botto tremendo. Pensavo avessero fatto saltare un bancomat oppure un incidente stradale, riferisce lo stesso sindaco Armelao. La scena a cui i presenti hanno assistito era straziante. L'impatto tra la moto, una T-Max e il furgone Ducato è stato devastante. Al momento non è nota con certezza la dinamica. Quello che appare è che tra la moto proveniente da Sottomarina procedeva in direzione Chioggia e il furgone che si muoveva in direzione Sottomarina c'è stato un impatto. Il furgone ha perso la ruota a sinistra e si è fermato sopra il ponte che unisce l'isola dell'Unione a Sottomarina. Nell'urto la moto si è praticamente disintegrata e il povero Riccardo è volato sul marciapiede che costeggia le imbarcazioni della Raffaello Navigazione. Avvisati dal sindaco Armelao sono arrivati i soccorsi, carabinieri, polizia locale, SUEM 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane. Tutti coloro che lo conoscevano lo descrivono come un bravo ragazzo, sempre sorridente, ma con una passione esagerata per la velocità, in moto, in mare con la moto d'acqua. Sabato 22 luglio, terzo mortale in pochi giorni, e l'estate è ancora lunga prima che finisca la strage. Si sono svolti regolarmente le operazioni di settaggio più che altro del ponte girevole questa notte, che poi sapete c'era anche il sindaco, sapete bene l'epilogo che c'è stato purtroppo. E comunque praticamente è stato un gran lavoro di raccolta dati, in pratica la società che sta seguendo questi lavori, la Politec, diciamo in pratica è un grande lavoro di aggiornamento dei dati per i software. Al momento quindi sembra che i pezzi sostituiti funzionano in maniera perfetta, diciamo non ci dovrebbero essere più problemi di motore e anche tutto quanto opera in maniera più fluida, e quindi diciamo che si spera che almeno per un po' di tempo non ci siano più problemi. Ricordiamo che diverse volte c'è stato qualche problema in questi giorni con il ponte, che insomma è un vecchietto, e a volte c'erano stati problemi, ricordiamo, anche dovuti anche alle alte temperature, e c'era stata anche della tensione tra alcuni, in particolare un armatore che non riusciva a passare col peschereccio. Sembrerebbe che comunque sia tutto a posto. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. È Chiogiotta e dei pesci, ha 16 anni e si chiama Asia Pezzan, una delle finaliste del concorso Miss Venice Beach. Si è qualificata ieri al Lido di Venezia, la terza selezione che si è tenuta al Blue Moon. Le prossime finaliste gareggeranno all'Indiga Sottomarina domani, 24 luglio, a Bibione in Piazza Fontana il 29 luglio e a Rosolina Mare in Piazzale Europa il 5 agosto. Perché
Chioggia Azzurra siamo col professor Daniele Trabucco al termine della presentazione del libro Dentro la Costituzione, in cui abbiamo parlato anche molto dell'importanza del linguaggio. Ma in questa epoca social, in cui tutto deve essere speedy e le parole si concentrano in brevi sunti di parole, come sta evolvendo il linguaggio? Il linguaggio sta sempre di più diventando, i medievalisti lo chiamavano un flatus vocis, cioè una mera emissione di parole che acquistano spesso un significato minimale. I social, dal mio punto di vista, hanno determinato una semplificazione, un riduzionismo della bellezza e della ricchezza della parola, che potrebbe descrivere la realtà, analizzarla nei suoi dettagli, nelle sue articolazioni, e invece questa semplificazione, questo riduzionismo tende a vedere davvero il linguaggio come una mera emissione di parole finalizzata solo ed esclusivamente a captare l'attenzione, a trovare un consenso spesso effimero, spesso fine a se stesso. Ecco, noi dovremmo recuperare invece l'idea classica della parola, la parola che descrive l'essere. No, Parmenide nel De Natura dice: è importante, necessario, anzi, che il dire e il pensare sia l'essere. Quindi recuperare la parola vuol dire recuperare anche uno sguardo nuovo, uno sguardo aperto, uno sguardo che tende verso la verità del linguaggio, della realtà e del mondo che gli ruota attorno. E speriamo che ci sia un'evoluzione in questo senso. Dai tempi, come vediamo che stanno evolvendo, ci sarà un'ulteriore sintesi. Io credo che questo dipenda molto dal nostro modo di approcciarci. Abbiamo bisogno di recuperare il sapere. Per fare questo dobbiamo superare il nozionismo della cultura attuale, della cultura speedy, per assumere invece un sapere olistico, un sapere sistematico, un sapere che scatta, Aristotele dice, dalla meraviglia davanti alle cose. Per fare questo ovviamente abbiamo bisogno di cambiare il nostro modo di approcciarci alla realtà, e cambiando questo avremo anche un modo diverso di utilizzare il linguaggio e di rapportare il linguaggio a quella realtà che quotidianamente ci provoca. Grazie infinite. Grazie a voi. Si è svolta ieri sera la simultanea di scacchi nel Boulevard di Viale Veneto, in cui Lorenzo Lodici, grande maestro di scacchi, ha partecipato in qualità di giocatore esperto, sfidando in contemporanea 30 avversari. 30 avversari a partire dai bambini delle elementari che hanno frequentato il corso via via con concorrenti più adulti, fino ad arrivare agli over 70. Come prevedevano i pronostici, Lorenzo Lodici ha vinto tutte e 30 le partite. Il vice sindaco Daniele Tiozzo Brasiola ha concluso la serata con la cerimonia di premiazione. Lorenzo Lodici, oltre ad essere un grande maestro di scacchi, è studente in ingegneria meccanica. Il prossimo evento di scacchi è la partecipazione alle Olimpiadi in India, che si svolgeranno la prossima settimana. La scorsa settimana sulle pagine di Chioggia Azzurra abbiamo dato notizia di un altro componente della famiglia Lodici, il fratello Edoardo, centino con lode del liceo veronese. Comunale che ci ha dato la possibilità di organizzare questa bella manifestazione. Inviterei il vice sindaco Daniele Tiozzo
a premiare i conduttori delle 3 migliori partite. Ok, se vuole dire qualcosa. Sicuramente fa molto piacere vedere l'ottima riuscita di questa serata, quando il circolo scacchistico claudiense si è proposto di organizzare una serata del genere non potevamo che accoglierla con molto favore, avere la possibilità di portare il gioco degli scacchi fuori dalle grandi sale, metterlo in una delle piazze principali e dare la possibilità anche ai nostri concittadini di prendere coscienza che abbiamo un giovane che rappresenta il nostro territorio in maniera eccellente ed è un vanto per la nostra comunità e era un'occasione da non perdere. Lorenzo, non si può che farti i complimenti, anche se il finale non si può dire che fosse stato scontato, però ci andavamo vicini. Vedere la difficoltà con cui si svolge una simultanea del genere può anche rappresentare un po' quelle che sono le difficoltà che ci sono nell'amministrare anche una città come la nostra, tante situazioni diverse, tante problematiche diverse e molte strategie da dover attuare. Quindi il fatto di essere riuscito a risolvere queste 30 problematiche in un unico colpo non ti dà che grandi meriti, complimenti ancora. Un complimento particolare anche a tutto il circolo che si è adoperato per organizzare questa serata con grande successo.